15 anni che non risolvono i problemi e credo, come diceva Giuseppe, facile profeta, che non vedremo la soluzione di tanti problemi in un momento molto più difficile come questo, governare il Veneto. Sapete, quando va tutto bene, quando l'economia gira, quando le imprese si danno da fare, il lavoro c'è, la ricchezza si produce, cosa volete? Governare una regione come il Veneto non è particolarmente complicato, tant'è che senza fare alcuna pianificazione sanitaria, energetica, particolare, alcunché di particolare in materia di pianificazione, questa regione comunque è andata, in qualche modo è andata, lasciandola andare, ecco. Però adesso il momento è più difficile, questa è una regione che vuole restare fra le prime 3 dell'Italia, le 3 che tirano la carretta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Potrà continuare a farlo mentre chi la guida è garante degli equilibri romani? Possiamo credere che sia un federalismo vero, credibile, serio quello che stanno facendo? Vi ho già detto l'altra volta qua, il Presidente è stato confermato della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, è Enrico La Loggia, è un siciliano doc. Può essere seria una riforma federalista che non ha toccato le regioni a statuto speciale? Può essere seria una riforma federalista dove l'altro giorno Tremonti dice fra 2 anni ve la daremo e quindi ne passano 10 da quando governano il paese e ancora non abbiamo visto nulla, mentre i nostri comuni sono in ginocchio? Non sono credibili, questo è il tema, vedete, dovete far ragionare la gente fino all'ultimo giorno sul fatto che non sono credibili. Io mi sono portata dietro.